i territori di Treviso e Belluno e l'Agenda 2030. A che punto siamo? È la domanda a cui abbiamo provato a rispondere attraverso una ricerca promossa dall'Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e Belluno e realizzata dall'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, da ASVES, attraverso un primo lavoro di misurazione di come i territori di queste due province si posizionano rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, evidenziando gli avanzamenti ma anche i ritardi e difficoltà nella loro attuazione. L'analisi su scala provinciale presenta una fotografia chiara e dettagliata attraverso 44 indicatori attinti da varie fonti pubbliche, in particolare dall'Istat, che consentono di misurare per ogni obiettivo il posizionamento di Treviso e Belluno in rapporto alla media nazionale per gli anni 2021 e 2022. Tra i punti di forza dei due territori si possono segnalare il tema del lavoro dignitoso, quindi il goal 8, così come il tema dell'economia circolare, che è il goal 12. Entrambi questi due aspetti evidenziano l'attrattività dei territori di Belluno e di Treviso rispetto alle opportunità lavorative, ma anche a una buona gestione dei rifiuti. Sempre in positivo possiamo segnalare la dimensione della riduzione delle disuguaglianze, così come il tema della salute e del benessere. Per quanto riguarda invece i punti di debolezza, quelli in cui il dato provinciale è inferiore alla media nazionale, si segnala l'istruzione di qualità, le città sostenibili e il Goal 9 che riguarda l'industria, l'innovazione e le infrastrutture. Per questi tre obiettivi abbiamo registrato un valore sotto la media. Abbiamo inoltre realizzato una seconda fotografia di come stanno evolvendo verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile i due territori provinciali in riferimento ad un gruppo di obiettivi quantitativi sovralocali, cioè posti dall'Unione Europea o dall'ambito nazionale. Obiettivi che riguardano per esempio il gender gap, che riguardano la percentuale di energie rinnovabili, il tasso di occupazione, i rifiuti urbani pro capite. Anche in questo caso abbiamo luci ed ombre che emergono. Per quanto riguarda Treviso, per esempio, abbiamo progressi significativi per quanto riguarda il tasso di occupazione, i giovani che non lavorano e non studiano, la riduzione dei rifiuti pro capite. Abbiamo invece un allontanamento dagli obiettivi per quanto riguarda i posti chilometro offerti dal trasporto pubblico locale e il superamento del limite giornaliero delle polveri sottili, le PM10. Per quanto riguarda Belluno, invece il territorio bellunese, abbiamo progressi positivi per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili, per il gap occupazionale di genere, così come per i NEET, mentre abbiamo dei progressi insufficienti per quanto riguarda il tasso di occupazione, i posti chilometro del trasporto pubblico e la riduzione dei rifiuti pro capite. Ecco, quello che possiamo dire ancora è che questi rapporti di posizionamento e così come gli approfondimenti tematici che abbiamo realizzato sono uno strumento utile per come dire, cogliere, capire la direzione che verso cui stiamo andando, ma anche permettere di evidenziare le criticità di un territorio per poter dare poi risposte in termini di azioni politiche ed economiche e sociali, in modo tale da, come dire, invertire la rotta e riuscire a rendere questo territorio dal punto di vista economico, sociale e ambientale più sostenibile, più inclusivo e più equo.